Il nuovo calendario della Polizia di Stato si potrà prenotare fino al prossimo 21 settembre. Quest'anno il calendario della Polizia 2021 celebrerà il 40° anniversario della legge 121 del 1981, che ha riformato l'amministrazione della pubblica sicurezza e istituito la Polizia di Stato. Le immagini raccontano il cambiamento dell'amministrazione, forza di polizia moderna, democratica e ordinamento civile, descrivendo l'evoluzione della simbologia, dell'operatività e del concetto di prossimità. Per raccontare ciò sono stati individuati nella legge di riforma 12 temi portanti e rappresentati con altrettanti scatti. Ogni fotografia sarà accompagnata da una parola emblematica. Quest'anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la partnership di Unicef. La vendita dell'ultimo calendario ha permesso di devolvere ben 160.000 euro oltre al progetto Unicef, 30° anniversario della Convenzione ONU e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il ricavato della vendita quest'anno sosterrà il progetto connesso all'emergenza coronavirus e una quota sarà devoluta al piano di assistenza Marco Valerio, riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie croniche. I cittadini potranno prenotare il calendario da parete al costo di 8 euro e quello da tavola al costo di 6 euro entro e non oltre il prossimo 21 settembre, facendo un versamento sul conto corrente postale 745000 intestato a Comitato Italiano per l'Unicef.